Siamo pronti a Treviso per aumentare i posti di terapia intensiva, però chiedo ai cittadini, se evitiamo di girare forse non avremo bisogno neanche di questi posti. Il messaggio ai trevigiani è chiaro: la sanità della Marca è pronta al picco, ma questo non giustifica comportamenti irresponsabili. Nel giorno del nuovo giro di vite sugli spostamenti, il direttore generale ha effettuato i sopralluoghi negli ospedali su tutti il nosocomio di Valdobbiadene. Siamo andati a vedere il Guicciardini, l'ospedale che è stato praticamente rimesso a nuovo in 5-6 giorni, quindi parliamo degli ospedali cinesi, ma qua abbiamo gente veramente che riesce a tirar su in ospedale in 5-6 giorni, quindi come direbbero i francesi, anche se non mi sono molto simpatici, chapeau, veramente tanto di cappello. Siamo andati a vedere piano per piano, sono tutti attrezzati, stanno mettendo i letti, veramente è un ospedale e non un ospedale a campo, è un vero ospedale. Riorganizzato anche l'ospedale di Vittorio Veneto, dove è sospesa l'attività del punto nascite. La cosa positiva è che andremo ad attivare da qua a lunedì dei posti di terapia intensiva e quindi andremo ovviamente a preparare anche i nostri anestesisti e portare qualche intensivista da Treviso verso Vittorio Veneto, e questo è un fatto positivo per i vittoriesi perché poi avranno persone qualificate che potranno seguire anche la terapia intensiva. Intanto nelle ultime ore 10 pazienti sono stati trasferiti dal Cafoncello al San Camillo di Treviso, dove si procederà con criterio. Ogni giorno andremo ad aggiungere 10-15 persone fino ovviamente ad arrivare a riempire i 90 posti letto, e speriamo mai, nel senso speriamo che questa ondata si fermi, ma comunque abbiamo trovato la massima solidarietà e la massima collaborazione da parte di San Camillo. Resta la questione del personale, con l'azienda Zero alla ricerca di nuovi profili sanitari. Una procedura straordinaria è stata avviata anche dal Ministero della Difesa per la chiamata diretta di 120 ufficiali medici e 200 sottufficiali infermieri sul territorio nazionale. Dall'ULSS 2 confermano: ci vorrà tutta la collaborazione possibile. Questo è un periodo difficile, è un periodo che dobbiamo tenere duro per il nostro bene, per la nostra salute, per le nostre famiglie, per i nostri amici, per la nostra popolazione. Quindi stiamo a casa perché saremo messi alla prova ancora per 15-20 giorni. Quindi più restiamo a casa, più meno diffondiamo il contagio, e per cui più finirà questa tempesta. Quindi chiedo a tutti veramente di stare a casa.